L'allarme viene lanciato alle 9 di sera. Suona il telefono del 113. C'è un quindicenne vicentino che racconta di aver subito violenza sessuale da parte di uno straniero. Il ragazzino non demorde e dopo l'accaduto segue l'aggressore e lo blocca in corso Santi Felice Fortunato. Sul posto si precipita una pantera delle volanti. Gli agenti della Polizia di Stato intercettano il quindicenne che indica un 25enne africano del Burkina Faso. Il minore è in evidente stato di shock, spiega molto velocemente l'accaduto. Secondo la sua ricostruzione, alle 8:15 di sera si trovava in corso Santi Felice Fortunato e stava guardando il cellulare vicino alla rotatoria di un supermercato quando inaspettatamente si è sentito palpeggiare il sedere dallo straniero che avrebbe tentato di toccarlo anche nelle zone intime rivolgendogli frasi irriguardose. Riferito l'accaduto, il ragazzino, raggiunto da un genitore, si è presentato in questura e ha querelato il 25enne africano che è stato arrestato. Avvisato, il pubblico ministero ha disposto che lo straniero venga trattenuto e associato alla casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria.